Amnistia e indulto per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Il governo sembra voler scegliere la strada più breve o più facile, dando così risposta anche alle richieste della Corte europea, che da tempo ci chiede di dare dignità ai nostri carcerati. Dal Veneto però, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2014, arriva il no del procuratore generale Pietro Calogero. Ambedue rimedi non sembrano appropriati. Di tutt'altro avviso i radicali che all'esterno della Corte d'Appello manifestavano con striscioni e cartelli la richiesta opposta. Serve una risposta al problema che in parte si sta cercando di dare con una diversa articolazione delle pene. Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, presente all'apertura dell'anno giudiziario 2014, al riguardo è chiaro, c'è indulto e indulto. L'unico accettabile, spiega, è quello che guarda la riabilitazione del detenuto, altrimenti... Un indulto posto in essere solo perché si ha la disperazione dell'abitabilità delle nostre carceri e questo forse non sarebbe bene. Un'altra voce si aggiunge al coro dei no ed è quella del presidente della regione Veneto Luca Zaia, presente all'inaugurazione. Non siamo per fare nuove carceri, siamo per utilizzare le caserme disperse per fare carcere e non per liberare i carcerati, anche perché se uno è in carcere vuol dire che ne ha combinate veramente tante, perché in Italia è difficile andare in carcere. Una giustizia, quella veneta, in uno stato disastroso, dove le anomalie sono ormai diventate croniche, come stigmatizza nella sua relazione il procuratore generale Pietro Calogero. Le anomalie più gravi sono, come è arcinoto, le prescrizioni dei reati e le lentezze dei processi, che vulnerano le garanzie di generalità, di effettività e di ragionevole durata della tutela. Anno giudiziario 2014 che si porta dietro le problematiche annose, una giustizia in ritardo, 5 anni per un processo civile e quelli penali che molte volte finiscono in prescrizione. Una giustizia sotto organico, una carenza del 30% per il personale amministrativo, un giudice ogni 90.000 abitanti in corte d'appello e uno ogni 10.000 nei distretti, accorpamenti di tribunali non sempre riusciti. Duro l'attacco al mondo politico insensibile ed incapace di governare il fenomeno. Queste problematiche che sono di fondo e che sono irrisolte continua a perdurare, ecco questo è inquietante, l'inerzia del potere politico.